una vita tutto intero, guarda. Un sabato drammatico, quello in cui a Vallà di Riese Pio X si scatenò l'inferno. Erano le 3 di pomeriggio e una tromba d'aria in pochi minuti devastò, abbatté tutto quello che trovò sul suo passaggio. Edifici, automobili, alberi. Sono trascorsi 15 anni da quel 6 giugno 2009. Una forte pioggia e poi raffiche di vento di violenza mai vista sorpresero la popolazione e solo per miracolo nessuno restò vittima della furia del cielo. Sono qua per miracolo. Quel giorno si sarebbero potuti registrare morti e feriti. I primi allarmi fecero precipitare sul posto ambulanze e forze dell'ordine, ma cessata l'emergenza di quei minuti terribili, quando gli sguardi si levarono tutto intorno, c'erano ovunque muri crollati, macerie, tetti scoperchiati, alberi schiantati al suolo. Devi dire di tutto che girava attorno. Io sono subito sul camion e ho visto il Matteo. Tutti quanti sani, per fortuna. Oltre 30 milioni di euro di danni toccò a Gianluigi Contarin, sindaco di allora, poi scomparso nel 2021, affrontare la non facile strada della ripresa, dei risarcimenti. Questa è la palestra, dove una buona parte era crollata. Di fronte vediamo il sito dove era la palestra, simbolo della tragedia, crollata, con 9 persone dentro che si sono salvate all'inizio perché c'erano 3 travi rimasti in piedi. I ricordi e le immagini di allora sempre nel cuore, l'ansia all'arrivo di un qualsiasi temporale. Per Vallà, dopo quel 6 giugno, nulla è stato più lo stesso. C'era mia figlia, soprattutto la più piccola, che mi volava, mi andava su e posso neanche pensarci perché... Ma il paese ha saputo guardare avanti, rialzarsi, un po' facendo da sé e un po' grazie ai ristori. La vita quotidiana e le attività sono ripartite con la vivacità di sempre. Sembra di non potercela fare, ma stringendosi e con tanta forza si va avanti.